Avete sentito la Ministro dice che è la prima giornata bella in cui è felice, che è vero perché insomma purtroppo in questo periodo si vedono più difficoltà che sprazzi di luce. Il Veneto deve essere però sempre più così, questa è ancora un'eccezione. Radicamento nella tradizione di prodotto, capacità di modernizzazione fondata sui valori della tradizione e trattare tutti i collaboratori come protagonisti di una stessa limpida comunità. Questo mi è piaciuto perché ha saputo interpretare la verità competitiva della nostra terra. Alla grande inaugurazione anche il presidente della provincia, che ha preferito la Texa agli stati generali della Lega Nord a Torino. Contribuisce rimanendo sul territorio, dice, alla questione settentrionale. Sono rimasto qui a Treviso perché voglio dire grazie a tutti questi imprenditori che ancora credono in questo territorio, un nuovo modello anche imprenditoriale, grandi spazi, grandi luoghi anche per le proprie risorse, i dipendenti, modello in cui i giovani sono la stragrande maggioranza e una grande soddisfazione per Treviso.